Nemmeno il tempo di archiviare il salvataggio del Castello del Cataio, minacciato dalla realizzazione del centro commerciale più grande del Veneto, che cittadini e categorie produttive della provincia di Padova sono chiamati ad una nuova mobilitazione contro la costruzione di un centro commerciale al posto dell'ex seminario di Selvazzano. Sul Cataio, dopo mesi di battaglie condotte a 360 gradi da tante persone attraverso i microfoni della nostra emittente, la sovrintendenza ha messo la parola fine ponendo il vincolo ad un progetto il cui impatto sul territorio è stato giudicato devastante. In queste ore Legambiente ha tra l'altro tranquillizzato i proprietari di immobili presenti nell'area. La proposta di vincolo della sovrintendenza individua deroghe di intervento per le attività agricole e gli interventi edilizi. Ma la chiamata alla mobilitazione ora è per salvare l'ex seminario di Selvazzano, minacciato da un nuovo centro commerciale. L'Ascom ha raccolto e rilanciato un appello che è già stato esteso al vescovo Cipolla e agli amministratori comunali. Ma non mancano le polemiche. Il presidente dell'associazione, Patrizio Bertin, ha ricordato infatti come le prese di posizione contrarie alla grande distribuzione puntualmente arrivano da esponenti politici locali quando vanno all'opposizione e che magari però danno il via libera a nuovi insediamenti quando sono in maggioranza.